Carta canta. Dopo la firma del Capo dello Stato, la Gazzetta Ufficiale pubblica il varo del Fondo Indennizzo Risparmiatori, che ora può partire. Non l'erogazione effettiva in conto corrente, possibile solo a fine anno, perché mancano ancora un regolamento del Ministero dell'Economia e una convenzione con la Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici, che gestisce i conti dormienti da cui il fondo verrà attinto. Dopo la raccolta delle domande potranno iniziare i rimborsi. Gli ex azionisti delle banche popolari riceveranno il 30% del valore che ciascuno aveva originariamente versato per acquistare i titoli. Quindi non verranno ristorati gli eventuali ricavi realizzati da chi ha speculato sull'aumento fittizio del valore delle azioni. Più alto invece il rimborso degli obbligazionisti che riceveranno il 95% del risparmio investito. Prendiamo atto che questo governo ha stanziato oltre 1,5 miliardi per i risparmiatori truffati, sono circa 205.000 in Veneto e siamo nella fase attuativa, spero che la povera gente che ha veramente perso tutto, che è in difficoltà, possa avere quanto prima un ristoro delle risorse. Il fondo vale 1,5 miliardi di euro, ma il documento di economia e finanza quest'anno prevede di mettere in cassa 75 milioni di euro, visto che l'erogazione inizierà solo a fine 2019. Sono previsti invece 325 milioni per il 2020 e 425 per il 2021. In attesa che la Commissione europea dia un via libera tutt'altro che scontato ad alzare l'asticella dei rimborsi diretti per i risparmiatori che hanno un patrimonio mobiliare fino a 200.000 euro, il governo, previo un controllo amministrativo semplificato, darà immediatamente corso agli indennizi automatici per i risparmiatori che rientrano nel parametro dei 100.000 euro di patrimonio mobiliare o 35.000 euro di reddito. Per chi è sopra questa soglia ci sarà l'arbitrato semplificato che, lo ricordiamo sempre, è necessario per distinguere chi è stato truffato e chi no, e che verrà affidato a una commissione indipendente di 9 esperti istituita dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Insomma, si può partire.